Ciao, io sono Martino. Oggi vi presentiamo il santuario di San Priamo Martire in 5 punti. Il primo nucleo del santuario di San Priamo fu realizzato intorno all'anno 1000 inglobando una Domus de Janas di epoca neolitica in cui la leggenda narra che dormì il santo. Nel 1200 è stato realizzato un arricchimento della facciata con questi bacini ceramici tipici del romanico pisano. Nel periodo della Controriforma, con il rinvigorimento del culto dei santi, venne ampliata la chiesa con la costruzione di 3 navate. La chiesa per molto tempo rimase in rovina, fino agli anni '80, in cui fu effettuato l'intervento di restauro, e dell'altare barocco rimane solo questa ghiera in marmo policromo che possiamo vedere. Raggiungere il santuario è molto semplice. Dal villaggio di San Priamo c'è un bellissimo selciato che vi porterà qua sopra la collina. Vi consiglio di raggiungere questo posto per fare anche dell'attività motoria o contemplare il posto.